C'entro anch'io, c'entro anch'io. Cari telespettatori di Centro Anch'io, ben trovati. Siamo sempre qui in piazza Paolo VI, piazza del Duomo, e anche oggi parliamo della nostra bellissima rotonda. Il Duomo Vecchio è detto anche la rotonda per via della sua forma, che richiama sia quella del Santo Sepolcro di Gerusalemme sia i templi romani circolari, i cosiddetti tholos. È in stile romanico ed è costruito in pietra di Medolo, una delle più importanti chiese rotonde d'Italia. Se guardiamo il lato meridionale della cattedrale, possiamo vedere che un tempo la pavimentazione della piazza era molto più in basso di oggi. L'arcata in conci di pietre e mattoni alternati, che si può vedere qui, era una delle due entrate del nartece, cioè il corridoio riservato ai catecumeni, cioè ai cristiani non ancora battezzati. Il Duomo Vecchio pertanto all'inizio non aveva un'entrata principale sulla facciata, ma solo due entrate laterali. L'attuale entrata è stata aperta nel 1571, quando il livello della piazza era già diventato come quello attuale. Qui dove oggi c'è l'entrata c'era un tempo un campanile che purtroppo crollò nel 1708. Rapidissimo quiz. Tone incontra Battista e gli chiede: Battista, come ala? E Battista: caro Tone, l'è magra la capra. Che ha detto il signor Battista? Che la capra magra è la mia solce. Lei com'è la sua capra? È preso poco con me. Sta benino. No, la mia sta mia bella magra fece. Magra la capra? Ma allora non è di Brescia, ma lo conosce, lo sa tradurre. E che significato ha secondo lei? Non lo so. Forse è inerente alla nostra crisi. L'è magra la capra. Che vuol dire? L'è magra la capra? L'è magra la capra, cioè è magra la capra. Sì, ma in senso metaforico. Anche Italia è magra. Lo vede la cugina piemontese? Che la mangia mia la capra, è magro. Lei è una capra. No, non ce l'ho, è lo mio. E la capra magra che significato ha secondo lei? Quando si dice l'è magra la capra. Dipende se parla in generale. Se parla in generale, cioè per tutti. Parla per tutti. Per dire che c'è poco da stare allegri. poco da stare allegri. Perché? Mangiare la capra, il capretto era una cibaria raffinata nel nostro dialetto, nella nostra civiltà. Le magre la capra, le poco, è una cosa così, insomma. Che è magra la capra. Quindi Non di? Che niente fa. che niente fa. Così, no? Se la mangiano bene diventa grassa. Ah sì? Sì. Piega tanti villici che ducano per dare da lavorare. Quindi si può ingrassare? Come si fa a ingrassarla sta capra? Bisogna dare da mangiare e poi così, no? Però bisogna dare da mangiare. A Roma dare pandere e poi ingrassare l'acca. Abbiamo trovato una soluzione. È magro veramente, ma magro fece. E che significa le magra la capra? Per dire che ne mangiare a Roma. Se è magro, le mangia mia. Senta, Come a Roma là che lei smonse, che invece sono belle grasse le... Roma è tutte belle grasse le capre. Lei è straniera? No, ma sono bella. Beh, la traduzione la sa, no? Le magra la capra, cioè... La capra? E se la capra è magra, che periodo è secondo lei? Magra. Da Agostino Amalfitana. Marco, L'Agostino Amalfitana. Marco, lo capisce un pochetto il dialetto bresciano? Sono 34 anni che abito qui. Allora, se io le dico, caro Ho Marco, fatto 3 anni a Londra pure. se io lo dovessi dire, Marco, in dialetto bresciano, le magra la capra, Sì. lei che mi dice? È un periodo che non va bene. Non andiamo bene. Come... Cioè, come tutto. Amalfi sempre bene. Le magra la capra, sì, insomma, la capra è proprio magra, ovvero siamo in un periodo di ristrettezze, di difficoltà economiche. Amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Restate qui su Teletutto che porterà sempre fortuna. Arrivederci da Centro Anch'io. Ciao!